Allora, Presidente, parliamo anche di un altro, abbiamo visto i posteggi, vabbè, un altro quid, un altro problema, sicurezza. Com'è la situazione a Padova e dintorni? Allora, lo so, siamo stati sollecitati da tanti a parlare di questo tema, che venga lei o il Presidente, questa qua ve la dovete sbolognare, sia da parte degli esercenti, attenzione, che anche da parte dei cittadini, sì. Non sono solo i cittadini. Abbiamo un problema di sicurezza che è legato proprio a quello che sta succedendo in questo periodo, nel senso alle generazioni, è un problema generazionale. Cioè di seconda generazione. Di seconda generazione, perché ma in realtà non sono neanche, cioè sono anche italiani e non italiani, incappucciati che vanno a delinquere oppure a fare atti di vandalismo. E questo è un grosso problema. Cioè abbiamo minorenni, abbiamo bisogno in primis di cambiare le regole e che sia delle regole di giustizia e di pene certe. Questo ormai lo chiedono qualsiasi persona e il problema è che non c'è una vera riforma dove chi delinque va in carcere. Poi abbiamo anche il problema delle carceri troppo piene, però abbiamo bisogno di certezza delle pene. Poi abbiamo anche il problema dei carabinieri e polizia, che forse sono anche sotto organico, li vediamo nella strada però ne servono ancora di più. Tante volte si dice che sono diminuiti i reati. Non è vero che sono diminuiti, è che il commerciante, l'imprenditore non denuncia più. Neanche il privato cittadino. Perché anche nella mia pelle è successo, a parte che io sono una persona che denuncia sempre, atti di ovviamente furti con destrezza e quant'altro, però perdiamo una giornata, mezza giornata in caserma dei carabinieri o in questura per fare una denuncia in cui va tutto archiviato. Va archiviato nel bene e nel male e gli operatori di polizia ci mettono il suo per essere veloci, per essere anche persone in cui controllano il negozio, perché se sanno che siamo sottoposti a furti, aumentano la sicurezza, aumentano i passaggi davanti alle nostre attività. L'ottimo rapporto che abbiamo con i carabinieri, con la questura, con la finanza ci aiuta anche a condividere le nostre disagi, però il dire che è diminuito i reati è perché il commerciante non denuncia più. Ecco, ci sono delle zone che sono in certi orari off limits anche per i cittadini, in cui non è piacevole passare, anzi è abbastanza rischioso e quindi lo si sconsiglia. Leggo il messaggio: anch'io ho lo stesso problema della svalutazione per la mia attività di abbigliamento e proprietà locale, doveva essere la mia liquidazione, invece... Purtroppo da quando è stata liberalizzata la licenza non è più una liquidazione, ma è già difficile, cioè ci vogliono soldi oggi per chiudere un'attività. Ci vogliono soldi per chiuderla? È inutile, perché nel corso se è un'attività storica magari al dipendente con il TFR da pagare, magari lo smaltimento del negozio, magari a dei fornitori un po' dei quali il fornitore è un po' aperto, quindi ci vogliono quasi soldi per chiudere l'attività. È per questo che riprendo l'importanza di avere un piano del commercio, di sedersi attorno al tavolo e dire: ma il commercio locale, il commercio fisico vi interessa ancora o no? Se dicono no. No, se dicono no andiamo verso la chiusura, però una città, l'abbiamo vista tutti durante il Covid, sempre con i negozi chiusi, è una città morta. Sì, cioè, il connubio commercio, turismo, cultura, ecco, un'altra perfetto. cosa, e qua si allaccia anche al tema dei saldi, no? Ci sono state delle realtà anche piccole, per carità, e non solo a Padova e provincia, ma andiamo anche in altre città della regione o d'Italia, che hanno fatto in occasione e per valorizzare i saldi delle iniziative, la classica notte bianca della situazione, chiamala come vuoi, che sono state di richiamo in qualche modo, hanno incentivato, se non altro hanno fatto girare le persone per i negozi. Forse questa può essere una leva per vitalizzare la città, però non facendo sì che la gente possa posteggiare, perché stiamo parlando di sera, e non prendersi la multa, per cui anche l'amministrazione conta, perché se poi i vigili si mettono all'opera perché fanno cassa quella sera diventa controproducente, no? Sì, sicuramente gli eventi per il commercio sono la chiave esatto, di volta per portare i negozi, per portare i clienti nei centri storici, perché devono avere uno scopo, oltre allo scopo del comprare, però comprare lo possono trovare ovunque, anche online,
trovare anche divertimento, musica da bere, insomma eventi, sicuramente. Quindi la notte bianca della situazione oppure cose del genere dovrebbero essere... Le notti bianche sono nate come questi negozi aperti fino a mezzanotte, che ormai è diventato quasi routine. Però quello che conta sulle notti bianche, le notti verdi, le notti rosa, ormai le abbiamo inventate quasi tutti ed è un bene, sono gli eventi che ci sono all'interno. Quindi la musica per strada, le famiglie si spostano, poi l'occasione di vedere la vetrina, quindi anche il commerciante deve essere bravo intanto da rimanere aperto, fare lo sforzo di rimanere aperto e di mettere anche della merce acquistabile immediatamente. Bravissimo, poi infatti. quello anche ai miei colleghi della federazione e anche facendo i nostri corsi spieghiamo come è possibile portare gente nei negozi con dei party, con delle feste anche molto semplici, però basta un aperitivo, una colazione, creare un'esigenza di venire lì in negozio e quello può portare affluenza. A me è capitato che in un periodo molto molto caldo che c'è stato settimane fa, ero in una città, facevo un giro, cioè auspicavi l'acqua, no? E non dappertutto ci sono le fontane, non puoi neanche entrare ogni 5 minuti e girarti con la bottiglia, insomma. E un paio di negozi avevano fatto questa semplice iniziativa, bottiglie di acqua fredda, gelida, messe appena in entrata, no? E dicevano, no, può venire, può prendere l'acqua, non c'è problema, anzi un po' di succo se c'era un bambino, insomma, non costa niente una bottiglia d'acqua, di succo di frutta. Ed effettivamente entravi, poi vedevi quel qualcosa che furbescamente era stato tirato fuori, che normalmente non lo vedevi in vetrina, e cominciavi a girare per il negozio. Capita che poi sei allettato, che magari sia di necessità virtù, insomma, quella cosa. Però il gesto gentile ti mette in uno stato d'animo di psicologia, no? Regalare qualcosa. E l'aprire poi il negozio, perché l'altra cosa che noi adesso con l'aria condizionata, quando è estate i negozi si chiudono, d'inverno si chiudono per un discorso, però sei abituato, d'estate ci sarebbe necessità di avere maggiore possibilità di accesso, non per tutti. Sì, ci sono le barriere d'aria, però con l'aumento della corrente eravamo riusciti a fare un po' dei negozi green chiudendo la porta, solo che è un'esigenza, è come andare in macchina con motore spento. Inquino zero, però neanche mi muovo, quindi l'apertura, la porta e le luci, soprattutto delle attività, perché con i costi dell'energia avevamo anche spento le luci, però fa parte è la benzina dei nostri negozi, luci, porte aperte e iniziative, sicuramente tante iniziative. Per questo sono importanti il rapporto che abbiamo noi commercianti con le amministrazioni comunali, trovare sempre una trade union per creare iniziative. Questo è importante. Come sono andati i saldi finora? Allora, abbiamo iniziato una mattinata che il tempo ci ha aiutato, non è stato così male. E certo non possiamo avere ancora l'effetto wow, perché da maggio abbiamo le promozioni nei negozi che ormai sono vietate ma sono liberalizzate, quindi abbiamo promozioni tutto l'anno e i saldi non hanno più l'appeal di prima, però è sempre un momento importante per il negozio fisico, quindi è importante farli, è importante parlarne, è importante per il consumatore che sa che la stagione commerciale è finita. E quindi è finita, inizia nella svendita, non nella promozione del prezzo del capo singolo, ma nella svendita di tutto il negozio, quindi è qualcosa che però nel corso degli anni ovviamente andremo a liberalizzare come tutto. Ma poi tutto dipende, io dico sempre, dal potere di acquisto delle persone, perché il desiderio nella nostra cultura, se non succede nessuna disgrazia ulteriore, è sempre di avere quel pezzo nuovo, quella cosa che per l'italiano, insomma, c'è questo gusto. Lo vogliamo. Vogliamo far grande l'Italia, dobbiamo aumentare gli stipendi agli italiani. È quello alla fine, perché sennò non... Noi la nostra parte come imprenditori la possiamo fare, però se non diamo liquidità alle persone da spendere, a far girare l'economia, possiamo parlarne quanto ne vogliamo. E lì parliamo anche del turismo, perché a un certo punto c'è l'assottigliarsi, a parte la situazione di certe aree, mi pare, del territorio. Sì, territorio che sono sempre più corti, Abano, Montegrotto hanno sempre i giorni più, dalla settimana sono passati 3 giorni, 2 giorni, 1 giorno, nelle vacanze dai 15 giorni siamo passati una settimana, però per carità fanno anche più weekend durante l'anno, una volta si faceva 15 giorni e basta, e magari se ne parlava a Natale. Oggi è molto frequente, cioè è breve ma frequente. Però gestisci il personale che invece lavora. Bravissima, il problema è la continuità del personale, quindi abbiamo anche dei contratti anche vecchi,
poco flessibili in cui non rispettano il mercato di adesso. E anche perché anche loro sono consumatori. Esatto. E quindi se non hanno un potere d'acquisto, la possibilità, magari se hanno più tempo libero ma guadagnano poco, è sempre un gatto che si morde la coda. Quindi è stato però rinnovato il contratto del commercio? È stato rinnovato l'anno scorso, c'è stato un aumento importante, ma perché avevamo già dato anche noi come commercianti, come Confcommercio, avevamo anticipato perché non riusciamo a trovare la quadra, quindi noi abbiamo detto noi intanto lo anticipiamo. E adesso si è stabilizzato, quindi bene, però bisogna fare di più, cioè dobbiamo detassare questi benedetti stipendi e dobbiamo dare soldi alla gente che riesca, anche sicuramente la gente li spende, li mette in circolo e ritornano. Infatti all'estero gli italiani erano conosciuti come coloro che comunque spendevano, quindi non riuscivano a trattenersi, spendevano. Adesso invece sono un sacco di freni, ma anche per i turisti che vengono da noi, perché non dimentichiamo che chi arriva da noi con dei voli, chiamiamoli low cost, col peso millesimato, soprattutto d'estate, non è che ti puoi mettere a strati come certa pubblicità così ridicola in giro, hai la tua valigia, quello puoi prendere, non puoi comprare altro. Questo è un limite anche per Esatto, voi esatto, sì, il turismo. È vero, anche se riusciamo a spedire, però ormai sì, però il turista, sì, il problema dello zaino, che ormai non viaggia neanche più con il trolley ma con lo zaino, sì, è una cosa impressionante. Da quel punto di vista ho parlato con tantissime persone, è un grossissimo limite. Mi rendo conto anche io quando divento turista che non guardi neanche, non vuoi vedere perché dici tanto non ci sta neanche mezzo etto e non puoi assolutamente permetterti. C'è qualche prossima iniziativa, qualcosa, parentesi, anche il mercato delle auto non sorride, anche se lei non è di competenza specifica ma non sorride. È tutto legato, il consumo è legato, poi il mercato dell'auto è ancora più problematico perché tra termico e assolutamente sì. elettrico è una confusione che hanno dato a noi consumatori, quindi ecco, solo due cifre anche proprio per informare i nostri telespettatori, visto che è l'occasione, lei è vicepresidente anche di questo settore, meno 17,4, allora giugno mercato in contrazione totale, allora meno 17,44% in Italia, meno 20,38% in Veneto, meno 23,68% Padova. La debacle, quindi siamo veramente male e un disastro. Se non c'è la stabilità la gente non compra neanche più l'auto, e più che altro se non c'è la sicurezza di dove andremo a finire, perché avevamo l'elettrico, adesso lo mettiamo in dubbio l'elettrico, però funziona. Ma quando lo ricarichi l'elettrico se ci sono i blackout? esatto. Poi ultimamente stiamo subendo anche dei blackout, quindi, però insomma, parliamo anche di futuro, noi dobbiamo avere una visione, se va l'elettrico dobbiamo guardare l'elettrico, però ci vuole anche l'infrastruttura. In Italia mi pare che l'infrastruttura elettrica è ancora indietro. Presidente, grazie, le auguro una buona estate. Grazie. Speriamo che poi di ritrovarci dopo l'estate dare dei numeri positivi, insomma, anche se non altro col turismo che potrebbe forse muovere qualcosa. Sì, l'estate porta sempre gente anche nei centri, quindi per noi è una bella stagione. Grazie ancora, grazie a voi di averci seguito, ci vediamo presto.